Questa è la storia del piccolo Michael, il bambino con la chitarra magica. C'era una volta un bambino che abitava con la sua famiglia e il cane. Dopo qualche settimana andò in un'accademia di musica magica, ma un troll magico e basso diceva: Tu devi suonare. Il bambino disse: Ok, va bene. E suonò una dolce melodia rilassante. Il folletto disse: Entra. E il bambino entrò. Dentro c'era un uomo capra, un polipo, un maialino, un cane, un gatto e un mago. Il bambino suonò e incantò tutti. E la maestra disse: Scusa, tu sei nuovo? E il bambino rispose: Sì, sono nuovo. Il bambino visse felice e contento.